Ciao a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio e alla rubrica Sfogliando gli album, e passiamo al 91-92, l'anno del primo scudetto del Milan di Capello, e infatti ho messo la maglia non del 91-92, ma vedete in copertina qui c'è il pallone da calcio come nel 90-91, ma c'è in copertina Roberto Baggio, Gianfranco Matteoli e Valentini, difensore del Cagliari, e ovviamente Matteoli, centrocampista del Cagliari, in una foto presa da una delle ultime giornate della stagione 90-91. Questa cosa non mi piaceva granché, perché preferivo che nell'album del 90-91 ci fosse un'immagine del 90-91, tra l'altro. Perché vedete qui c'è la Coppa Italia, ad esempio, sulla maglia della Juventus, che è palesemente la maglia del 90-91, più che altro perché l'album non è che uscisse ad agosto, a settembre, l'album usciva a novembre, a dicembre, per cui c'era tutto il tempo di prendere una foto della stagione in corso. Insomma, si poteva magari prendere una foto di Roberto Baggio del 91-92, e secondo me sarebbe stato qualcosa di più preciso. Comunque questa è la copertina con un virtuale campo da calcio, all'interno del quale c'è la foto appunto di Baggio in Cagliari Juventus, e qui calciatori campionato italiano Serie A, B e C1. È ancora un album molto essenziale, molto anche molto piccolo come pagine. Andiamo a sfogliarlo, cominciando ovviamente dal calendario. Eccolo qui, calendario della stagione 91-92, sempre 18 squadre, e andiamo a vederle. C'è il ritorno dell'Ascoli in Serie A, l'ultimo Ascoli di Costantino Rozzi in Serie A. Vedete le figurine con il contorno bianco, un po' stile anni 80. Qui c'è lo scudetto della squadra, e in fondo all'altra pagina c'è proprio la foto di squadra o schierata prima di una partita, o la foto proprio dell'intera rosa sul campo di allenamento. Questo è l'Ascoli, allenato da Picchio De Sisti e poi da Massimo Cacciatori. Qui ci sono tutte le altre squadre, ne vediamo qualcuna magari in particolare. C'è la Cremonese, ad esempio, che era tornata in Serie A dopo l'anno passato in Serie B. 3 delle 4 retrocesse dell'89-90 erano tornate in Serie A l'anno dopo: Ascoli, Cremonese e Verona, e 3 retrocessero anche Ascoli, Cremonese e Verona tornarono immediatamente in Serie B. L'unica neopromossa a salvarsi in quella stagione fu il mitico Foggia di Zeman, che adesso andremo a vedere. Prima vi faccio vedere la Fiorentina, perché c'è la prima figurina di Gabriel Batistuta in Italia. Eccola qui, bomber che all'inizio non segnava tantissimo, poi sappiamo bene che tipo di carriera abbia fatto e che tipo di leggenda sia diventato per la Fiorentina e per la Serie A. Questo è il Foggia di Zeman, il primo Foggia di Zeman, la famosa zona che vi ho raccontato anche in un video proprio dedicato al Foggia di Zeman. Questo è il Foggia 91-92, il primo in Serie A, non il primo in assoluto del Foggia in Serie A, ma comunque il primo di Zeman. Questo è l'Inter, che visse una stagione terribile, arrivando a metà classifica con Orrico che si dimise a metà stagione, e arrivò Luis Suarez. Anche questa storia ve l'ho raccontata molto tempo fa. E vi faccio vedere il Milan campione d'Italia, il primo Milan di Fabio Capello. Tra l'altro qui c'erano anche queste mascotte qui, ora ve le faccio vedere un po' meglio, che erano non di questa è ovviamente la riproduzione dell'album, perché come per quello 90-91, il 91-92 il mio è un po' fatto a pezzi. Erano sempre adesive, ma erano non della carta plastificata delle figurine, erano una sorta, adesso non saprei esattamente spiegare il materiale, era una consistenza quasi rasposa, sembrava quasi una stoffa, tant'è che se
non riuscivi ad attaccarla precisamente all'album, faceva delle pieghe terribili, ed era difficile da staccare perché erano anche molto adesive, però me ne ricordo, fu il primo ed unico anno in cui utilizzarono questo materiale, probabilmente perché si accorsero che soprattutto tanti bambini non riuscivano ad attaccarle correttamente, venivano fuori insomma o delle pagine strappate o comunque degli album un po' strani come pagine. Questo è il Parma che vinse la Coppa Italia nel 91-92. Mi piace moltissimo le maglie dei portieri, quella gialla di Ballotta e quella verde di Taffarel. Le maglie dei portieri all'epoca erano veramente maglie dei portieri molto particolari. Oggi c'è questa usanza che io trovo abbastanza fastidiosa di utilizzare la maglia da trasferta quando la squadra gioca in casa o viceversa. Non c'è identità secondo me nelle maglie dei portieri. Questa è la Sampdoria, campione d'Italia in carica, che visse una stagione tribolata, travagliata in Serie A, ma arrivò in finale di Coppa dei Campioni perdendo contro il Barcellona a Wembley. Questa è la Sampdoria, eccola qua. E passiamo poi alla Serie B. Faccio vedere anche il Torino 91-92, finalista di Coppa UEFA, sfortunatissimo contro l'Ajax, sconfitto in maniera rocambolesca, e come vi dicevo il Verona 91-92 che retrocesse nonostante un organico tutto sommato buono, discreto, con Dragan Stojkovic, che vedete qui, che purtroppo anche a causa di numerosi infortuni non riuscì a fare la differenza come a Verona speravano. E poi guardate qui le Superstars, che erano delle figurine con i giocatori in movimento, un po' le stelle della Serie A, del campionato. Questo fu forse il primo stravolgimento degli album degli anni 90, anche nel 92-93, ve lo porterò la prossima settimana, ci sarà qualcosa di simile, i protagonisti con le figurine in movimento, che per noi bambini dell'epoca erano una vera rarità, perché le vedevamo soltanto, avevamo solo le foto a mezzo busto. Guardate qui, e queste sono foto effettivamente tratte dal campionato in corso, dal 91-92. Questa è la figurina queste sono le figurine delle Superstars, che proseguono anche qui. Eccole qui, erano davvero da collezione. Questo è il calendario della Serie B 91-92. Vediamo qualche squadra velocemente del campionato cadetto, che ho perso ovviamente. No, eccolo qui. Questa è l'Ancona, che sarà promossa, l'Ancona di Guerini, che sarà promossa in Serie A per la stagione 92-93. Guardate i giocatori storici di quell'Ancona, figurina doppia questa volta, quindi ogni figurina era in orizzontale, aveva due calciatori. E poi vediamo se c'è qualche questo è il Bologna, che era tornato in Serie B, che visse una stagione anonima in Serie B nel 91-92 dopo la retrocessione dell'anno prima dalla Serie A. Vi faccio vedere ad esempio il Pescara, promosso in questa prima vi faccio vedere la Casertana al suo secondo e per ora ultimo campionato di Serie B, terminato con la sconfitta nello spareggio di Ascoli Piceno contro il Taranto. Nonostante ci fosse tanto talento in questa Casertana, guardate il portiere, che è Luca Bucci, che sarà convocato poi come terzo portiere a Italia 90, e come Fabio Petruzzi, che i tifosi della Roma ricorderanno. E vedete vicino c'è Giuseppe Volpicina, che aveva giocato anche in Serie A con il Napoli, quindi insomma giocatore anche di esperienza. Nonostante questo la Casertana non riuscì a salvarsi. Casertana allenata prima dal compianto Adriano Lombardi e poi da Giuseppe Materazzi. Vi dicevo, vi faccio vedere il Pescara, promosso in Serie A, Pescara di Galeone, con Massimiliano Allegri, che vedete qui, perno del centrocampo dei biancazzurri del Pescara. Eccolo qui.
mitico Pescara di Galeone, e poi passerei velocemente alla serie C per farvi vedere la struttura anche dell'album in serie C. Ecco qui, questa è la C1 con squadra e scudetto vicine, questo è il girone A. Adesso vi faccio vedere anche il girone B con, questa è la fine del girone A e l'inizio del girone B, e vi faccio vedere anche l'ultima parte del, eccolo qui, del girone B, dove vediamo ad esempio la Fidelissandria, eccola qui, promossa per la prima volta nella sua storia in Serie B. Questa è la Fidelissandria 91-92, e l'album finisce qui perché nelle pagine successive ci sono le coppe. Ecco qui vengono reintrodotte le pagine con le coppe, il campionato europeo, perché ci si avvia a Euro 92 a cui l'Italia non parteciperà, qui la Coppa dei Campioni e la Coppa delle Coppe, e poi Coppa UEFA e credo Coppa Italia. Eccolo qui su sfondo marrone, e l'album si chiudeva così con poi come richiedere le figurine nell'ultima pagina, nel retro copertina finale. Questo è l'album del 91-92, non c'era ancora la C2 che tornerà soltanto alla fine degli anni 90, io non so perché negli anni 80 c'era la C2 e alla fine degli anni 80 fino alla metà degli anni 90, fine anni 90, l'album terminava con la serie C1, non l'ho mai capito e forse non lo capiremo mai. Detto questo, questo è l'album del 91-92 e vi aspetto la prossima settimana con il 92-93 con in copertina, una copertina fantastica con Fabrizio Lorieri, e vi racconterò una chicca dell'album 92-93 che riguarda anche la mia pagina Facebook, Il Popolo del Calcio Anni 90, che vi invito naturalmente a seguire esattamente come questo canale. A domani, ciao!